Salve, buonasera a tutti, eccoci qui a Soundtrack City. Ciao Massimo Pritera. Ciao Marco Testoni. Allora, noi siamo all'interno dello spazio cinema, che è all'interno del Rainbow Free Day, queste giornate dedicate alla cultura e al lavoro indipendente, nel senso proprio più largo del termine. Siamo felici di essere qui. Allora, oggi la puntata di oggi ci tengo particolarmente perché è dedicata a John Cage. John Cage perché tutto parte dalla scoperta che all'interno della nostra redazione abbiamo Renato Marengo, che è una firma storica della RAI e poi soprattutto della musica, che ha sempre trattato musica. Renato è stato testimone di un concerto storico di John Cage che si tenne nel 1977 al Teatro Lirico di Milano. Perché storico? Perché accaddero delle cose che andarono al di là dell'esperienza, diciamo, musicale o non musicale, che dir si voglia, di John Cage di allora, della performance di allora, perché ci fu proprio uno scontro, diciamo, esatto, il finimondo, in platea accadde di tutto e di più. Ce lo racconterà dopo per bene Renato. Io voglio dire brevemente due parole su John Cage. Non è la nostra intenzione quella di approfondire, come posso dire, il lato musicologico o artistico, analitico delle composizioni di John Cage. No, stiamo cercando di capire una giornata e un contesto sociale che c'era allora e capire cosa è rimasto adesso e cercare di fare dei raffronti con quello che succede ora. Allora, John Cage è stato uno dei compositori della scuola americana, fondamentali nell'ambito della musica d'avanguardia e della musica contemporanea. Potrei, allievo di Schoenberg, per dirne una, partiva dalla dodecafonia, ma in realtà è andato molto molto oltre. Ad esempio, sono importantissimi i suoi primi esperimenti con la multimedialità. È stato un precursore, e quello che fece nel 77 poi in fondo era un qualche cosa che alludeva a quello. Molto spesso viene ricordata una sua composizione che è 433, ovvero un pezzo per solo piano dove in realtà non si suona il piano. Tutto questo nasce all'interno di una filosofia, o perlomeno di un suo avvicinamento alla scuola orientale, alle filosofie orientali, e soprattutto attraverso l'utilizzo dei King. Però molto spesso purtroppo John Cage viene riconosciuto come quasi un provocatore. In realtà tutta questa provocazione, no, non c'è in lui, non era proprio convinto di quello che faceva, dallo studio del silenzio a tante altre tecniche di cui parleremo adesso con Renato. Ovviamente invece con Massimo cercheremo di approfondire se c'è stata un'influenza di Cage nella musica per cinema, perché poi è quello di cui noi parliamo. Dici qualche anticipazione, c'è stata qualche influenza nel cinema? Sì, anzi è stato molto utilizzato in ambiti un po' fuorvianti dal genere che lui, se così lo si può chiamare, prediligeva. Poi sappiamo che comunque musicalmente Cage si riteneva un figlio di Eric Satie. È stato utilizzato in alcuni film, alcuni italiani, per lo più oltreoceano, americani, tra cui poi ne parlerò alla fine di questa puntata, di questo film qua, Shutter Island. Ah, ecco. Va bene, allora intanto facciamo entrare il nostro ospite, anche se è di famiglia. Ciao Renato Marengo. Ciao Renato. Ciao. Buonasera. Dunque sì, John Cage l'hai ben inserito. Io userei un termine immediato, che è vero rivoluzionario musicale, insieme a Stockhausen, a Kagel e a un altro paio di famosi musicisti dell'avanguardia della musica contemporanea. È quello che dichiara che la musica è finita
così come l'abbiamo conosciuta fino a ieri, e queste sono le nuove aperture, le nuove tendenze. Ma in realtà lui fu cacciato via dall'Accademia dei musicisti perché si scandalizzarono per le sue prese di posizione. Lui cominciò a contestare tutta la musica così come la si componeva ancora e fece cose nuove di cui stiamo parlando in questa puntata. Allora, siccome prima ho parlato del tuo servizio storico che facesti appunto nel 1977, durante questa prima e durante e dopo questo suo esibizione al Teatro Lirico, allora noi ci andiamo a vedere un estratto di 5 minuti che però dà il senso proprio di quali erano i tempi e di cosa accadde in quell'anno, in quel momento al Teatro Lirico, e poi ne riparliamo insieme a te. Va bene. A Milano 2000 giovani sono accorsi al concerto di musica contemporanea di John Cage. Tu sei uno degli organizzatori? Sì. Senti, perché avete portato Cage in una situazione rivolta ai giovani? Cioè, siete convinti che questo personaggio, che è un personaggio di musica seria, diciamo, John Cage è uno che ha distrutto gli schemi della musica, e siccome i giovani sono quelli che cercano di distruggere i vecchi schemi della società, riteniamo che sia coerentissimo con questo discorso. Nell'Outhof, uno spazio a disposizione della Contemporanea a Milano, John Cage nel corso di una conferenza stampa sta dicendo che ha dovuto sostituire l'annunciato concerto Branch con Empty Words, parole vuote, perché John Fallman, l'unico tecnico elettronico al mondo capace di amplificare la voce dei Cactus, era ammalato. Empty Words è un miscuglio di sillabe e lettere ottenute sottoponendo il journal di David Thoreau, in pratica degli stralci di correzione di bozze, ad un certo numero di cambiamenti casuali ottenuto per mezzo del I Ching, una filosofia orientale cui Cage si ispira. La lettura di tali fonemi avrà la durata di 2 ore e mezzo. Contemporaneamente verranno proiettate diapositive con disegni dello stesso Thoreau. John Cage è considerato uno dei più interessanti musicisti viventi. Nato a Los Angeles nel 1912, ha studiato con Richard Bolling, Henry Cowell, Adolf Weiss e Arnold Schoenberg. Di lui, diceva Arnold Schoenberg, questo giovanotto non farà mai musica, e infatti John Cage ha sempre fatto una non musica. Nel 1949 è stato eletto membro dell'Accademia Nazionale di Lettere ed Arti per aver esteso i confini della musica con il suo lavoro per orchestra di percussioni e per l'invenzione del piano preparato. Gli abbiamo chiesto della sua passione per i funghi, perché grazie ad essa John Cage nel 1959 guadagnò 5 milioni al telequiz di Mike Bongiorno, Lascia o raddoppia. L'atteggiamento di Bongiorno nei confronti di Cage è divenuto leggendario. Famosissima la sua gaffe nel congedarsi dal vincitore, che aveva salutato dicendo: «Me ne torno in America, ma vi lascio la mia musica». Bongiorno rispose: «Sarebbe stato meglio se fosse andata via la sua musica e lei fosse rimasto qui». Sul tipo di musica e di cose che fa, la dieta ha una importanza. Does it have some importance on computer music for you? I'm afraid so. Sì, tende proprio di sì. And the perch. Could I have a cover for this one? E Franco Battiato al concerto di John Cage. La collocazione del lirico ti sembra giusta? Sì, mi sembra giusto, come mi sembra giusta anche una sua partecipazione alla Scala. Sono 2 strutture, insomma. È giusto anche che i giovani vadano alla Scala. Ecco, quindi è il teatro che deve cambiare o è il pubblico? No, secondo me devono sapere. Io vado alla Scala, per esempio, spesso, pago 500 lire un biglietto, anche se non sono in platea, dico me ne frego. Giusto saperle queste cose, no? Perch great high and 10. Io accendo la sala, mezzo teatro, al diverso del Fischi, urla, applausi, slogan, dissacrazione, reverenza, ogni tipo di reazione. Ed è quello cui l'artista tiene di più, il coinvolgimento a tutti i costi.
Abbiamo girato in proibitive condizioni di luci poiché il concerto si svolgeva pressoché al buio. Questa è una partita fra noi e lui. Se noi ci stiamo zitti vinciamo noi. Se continuiamo a fare casino vince lui. Compagni, facciamo silenzio perché sta vincendo lui. L'applauso finale, scrosciante, clamoroso, da molti inatteso, non è ironico come quelli cadenzati delle prime fasi del concerto. È una reazione sconcertante di una gran parte dei giovani presenti al lirico che, forse bisognosa del divo, che non c'era, del mito a tutti i costi, applaude ammirata il gladiatore rimasto intatto dopo una cruenta battaglia. Applaudono il mostro che lo stesso Cage ha provato per 2 ore e mezzo a distruggere con scelta di tempo indovinatissima. Vabbè, È un documento guarda, piacere che l'hai pescato, importantissimo. No, è importantissimo, Renato. Allora, io volevo parlare subito con te del contesto in cui si era in quegli anni e in quel momento lì. Allora, una cosa che farà sicuramente, come posso dire, strano alla maggior parte dei ragazzi che ci vede adesso, ma anche a me fa strano rivederlo, è un John Cage all'interno di un teatro lirico con un pubblico che non era il suo pubblico, e c'era un pubblico che stava in attesa di un qualche cosa che non era quello che cercava. Ecco, come si è arrivati a tutto questo? So che Gianni Sassi era... Sì, facci un po' il quadro di... Allora, John Cage era un vero rivoluzionario. Lui aveva chiuso la musica con quella famosa composizione che hai già anticipato, che era il tempo del silenzio che lui aveva utilizzato come concerto. Allora, il coraggio di un altro rivoluzionario, che era Gianni Sassi, un vero operatore culturale, rivoluzionario creativo e operativo, non distruttivo, come molti slogan che abbiamo sentito, no? Era quasi una battaglia, compagni, vince lui, non vince lui. Alla fine, a parte, ha vinto lui, perché la cultura vince sempre. Ha vinto perché era un signore, perché è rimasto impassibile, perché è andato avanti con i suoi 4 ore, le sue 2 ore e 40 minuti che aveva deciso. Dunque lì il contesto era questo. Gianni Sassi aveva cominciato a produrre dischi alternativi, quelli degli Area, con la Cramps Records, con la Cramps Records, che era un'etichetta assolutamente che produceva sia immagini sia suoni. Lui era un art director molto bravo e utilizzava i suoi guadagni, era un po' un Oliviero Toscani alternativo, utilizzava i suoi guadagni per finanziare la nuova musica, quindi nuovi gruppi, nuova musica, Demetrio Stratos e tanti altri artisti di cui parleremo ancora. A un certo punto viene in contatto, lui già era produttore di Juan Hidalgo e Marchetti, che erano 2 grandi musicisti contemporanei, allievi di Cage. Viene Cage in Italia, ovviamente Gianni Sassi se lo sposa e decide di fare un disco a Cage. Era difficilissimo concepire un disco a uno che per 4 minuti e 40 fa silenzio, no? Le altre operazioni di Cage erano, per esempio, Hidalgo e Marchetti avevano preparato in questo disco un pianoforte preparato, lo faceva anche Stockhausen, ma lui dava indicazioni precise, tipo 6 striscioline di stoffa, 4 strisce di gomma, 3 bulloni che legano, e quindi il pianoforte diventava quasi uno strumento a percussione. Questa era una delle operazioni. Altre operazioni erano affidate a gruppi di consonanti e vocali, e qui entra in ballo un genio della vocalità, perché era affidato alla come si dice, sensibilità del performer. In quel caso il performer che chiamò Gianni Sassi a suonare era Demetrio Stratos, genio della voce. I gruppi erano tipo gruppo di vocali, gruppo di consonanti, scritte più alte e più basse, a seconda di come erano scritte e di come erano poste, di come erano raggruppate.
Stratos faceva e così via, ma quindi c'era anche la notazione musicale, la tipica notazione musicale, quella sul pentagramma, veniva completamente rivisitata e rivoluzionata. Il pentagramma viene sostituito da questa grafica, e così via. Gianni Sassi fa un disco con tutto questo, e il coraggio è stato anche che nel dover incidere Silence. Dunque, a questo punto che succede? Io posso fare una piccola parentesi per raccontarvi una performance sulla musica di Cage che Nuova Consonanza a Roma organizzò qualche anno dopo. Fece un concerto di Cage, lo fece in un teatro a Roma importante, adesso non ricordo quale fosse, con un pubblico che era entrato per sentire il concerto di Cage. Dopo le luci accese, alle 9 iniziava il concerto, alle 9:15 le luci erano ancora accese, e a un certo punto qualcuno del pubblico dice: ma insomma, ma quando si comincia? Dopo pochi secondi si risente: ma insomma, ma quando si comincia? La voce di questo signore, tutti alzano gli occhi verso l'amplificatore, e c'erano 2 Revox, 2 registratori messi in alto nella sala, e passava un nastro, finisce questa registrazione e i 2 organizzatori di Nuova Consonanza dicono al pubblico: avete ascoltato Silence di John Cage. Il silenzio era quello che succedeva in un momento di silenzio. Adesso vi ho detto questo. Torniamo al lirico. Siamo nel 77, no? Quindi siamo già in una fase molto avanzata della protesta giovanile, addirittura ci sono i preludi delle lotte armate, quindi c'era gente molto violenta, molto pesante, e c'era un malinteso senso del ribellismo, per cui un alternativo come Cage doveva essere osannato solo perché veniva su un palco, veniva contestato come quasi come una guerra, una battaglia: vince lui, vinco io. Alla fine ha vinto lui con la sua grande, come si dice, saggezza, la sua grande filosofia, perché era un filosofo. E succede di tutto. Demetrio Stratos teneva a bada, era molto largo, molto robusto, teneva a bada quelli che salivano sul palco e provocavano, spostando le penne oppure le cose, e il pubblico rumoreggiava, ma dopo un primo impatto sale sul palco un personaggio incredibile, quando vi dirò il nome, perché era conosciuto anche lui per le sue provocazioni. Sto parlando di Mario Marenco, che non c'è più, ma che tutti ricordiamo in maniera simpatica, perché Marenco alto gradimento, divertire con le sue mattane simpatiche. Sale sul palco e dice al pubblico: il John Cage ha il suo luogo, ha il suo spazio, ed è il palco. Voi avete il vostro e la platea, fuori c'è un altro spazio. Chi non vuole continuare può andare nel terzo spazio. La cosa ebbe un effetto immediato, si calmarono gli animi, Cage continuò, rumoreggiavano ancora perché era già passata una mezz'ora di proteste, eccetera. Alla fine Cage, avete visto, viene applaudito, eccetera. Gianni Sassi a quel punto organizzò anche altre performance, un tour addirittura con Cage, che dopo quella perché io avevo registrato questa cosa per Rai 2, per un programma per ragazzi, si chiamava Il Pomeriggio, ma che era in quel momento, adesso vedere i programmi del pomeriggio di oggi non ci fa immaginare minimamente che ci potesse essere delle cose. Allora c'era una Rai 2 di Massimo Fichera, che era una Rai 2 colta, intellettuale, con gente come Giancarlo Governi, Ezio Zefferi, insomma era una rete sana, e noi avevamo portato questo contributo. E ovviamente Gianni Sassi continuò, e Demetrio Stratos ne uscì molto bene, perché noi conoscevamo Demetrio come voce degli Area, precedentemente i Ribelli, insomma tutta la carriera di Demetrio, che con la voce aveva creato anche lui, senza prima ancora di fare le performance di Cage, si era imposto. Ma mi hai appena confidato stamattina che hai intenzione di parlare ancora di Demetrio. Sì, infatti lo anticipo, restiamo sempre Soundtrack City, ma cercheremo anche di aggiungere al nostro
alle nostre puntate un tocco musicale, nel senso a 360 gradi, quindi parlando anche di personaggi che magari non sono stati toccati direttamente dalla musica per immagini. In questo caso Demetrio Stratos, anche lì tu sei testimone di un altro momento storico di cui non voglio anticipare nulla, però insomma una delle prossime puntate sarà dedicata appunto a Demetrio Stratos. Io volevo dire una cosa, e magari così facciamo dire la sua anche a Massimo. In realtà John Cage è sempre stato interessato al concetto di sinestesia, cioè ad unire più arti, che poi sta alla base poi secondo me del cinema, e negli anni 50 lui cominciò a fare degli happening dove il pubblico numero uno aveva il suo ruolo e poteva partecipare appunto all'happening, ma si mischiava poesia, illuminazione, luci, quadri, danza. Non dimentichiamo che lui era anche compagno di Mercy Cunningham, grandissimo ballerino. Ora, tutto questo, Massimo, ha inciso secondo te nel cinema in qualche modo? Ma sicuramente sì, anche perché il Cage non nasce ovviamente e non si approccia al cinema come compositore di musica applicata, ma diciamo ci arriva quasi trasversalmente, soprattutto per un lavoro su Marcel Duchamp, che lui realizzò le musiche di questo documentario. Infatti questa composizione, che si chiama proprio per l'appunto Music for Marcel Duchamp, venne utilizzata da Martin Scorsese, grandissimo esperto di musica, grandissimo conoscitore di musica, nel suo Shutter Island. Perché? Perché la musica di Cage, lui amava tutto quello che era orientale, infatti nelle sue musiche per piano preparato c'è sempre questa sorta di orientalismo, di trade union con la musica orientale molto percepibile, ma viene usato per lo più perché diciamo che lui scatena l'inconscio, scatena una fragilità psicologica, scatena tutto quello che è un malessere. In un film come Shutter Island, che è una storia, un incubo ad occhi aperti, non sveliamo perché non l'ha visto, perché c'è un colpo di scena clamoroso finale, viene usato per l'appunto Music for Marcel Duchamp, che è quasi un tema, se vogliamo così chiamarlo, orientaleggiante, ma viene usato anche Root of an Unfocus, che è un altro pezzo dove in realtà il piano preparato viene usato ritmicamente, cioè viene battuto, perché questo batterlo che a sottolineare l'angoscia di questo protagonista, che è Leonardo DiCaprio, che avrà tutto un percorso nel film molto da incubo perenne ad occhi aperti. Ma non solo, il Cage usato anche per sottolineare una sorta di astrattismo, ma anche un girovagare. Infatti, come dice Mario Martone, che l'ha utilizzato nel suo film Morte di un matematico napoletano del 1992, era questo matematico napoletano, il professor bravissimo, Cazzoli, famosissimo, andava in giro col suo gallo al guinzaglio, ma era un genio. Chi meglio di Renato lo sa, da campano qual è. Infatti lì viene utilizzato questo pezzo che si chiama proprio Rothko Chapel 2, che viene usato proprio per sottolineare il minimalismo stranunato del girovagare di questo personaggio matematico, ed è in realtà forse gli unici 3 casi di brani preesistenti usati di John Cage usati nel cinema. Poi ovviamente qualcosa compare qui e là, però diciamo che nei momenti più eclatanti del saper veramente coniugare la musica non musica viene usato da questi 2 grandi autori. E questo dice: come lo so queste cose? Le so perché c'è questo libro fantastico che ci tenevo a farvi vedere, che è Soundtracks di Andrea Barone, dove lui sottolinea proprio l'utilizzo di vari registi più o meno famosi, da David Lynch, Woody Allen, Kubrick ovviamente, della musica classica o contemporanea o colta o seria, la possiamo chiamare come vogliamo, intanto tutti i termini sono azzeccati, nel cinema del Novecento, nel cinema d'autore, ma anche non nel cinema d'autore, anche in ambienti cinematografici non proprio consoni a questa tipologia di autori un po' stranianti. E quindi chi vuole veramente capire come in Shutter Island, questo è il doppio disco della colonna sonora, proprio diciamo che Cage diventa nel film di Scorsese colui che sottolinea
tutto quello che non viene espresso psicologicamente subito dal personaggio, ma che a poco conosceremo. È una E questa funzione qua, importante della musica a 360 gradi. Volevo aggiungere una cosa su Cage molto importante, perché Cage è stato anche seguito da altri musicisti. Un percussionista napoletano, Antonio Bonomo, un compositore percussionista, ha realizzato un intero disco che si chiamava Tempo di percussione, utilizzando praticamente i dettami del maestro. Vi racconto soltanto uno dei brani come era composto. Allora c'è scritto: utilizzare 4 Platon di Volkswagen numero, e con indicato la macchina e il diametro del Platon di auto ed altri oggetti di metallo posti in un certo modo, percossi con un tipo di bacchette o di legno o di acciaio, roba del genere, e nasce la performance dalle indicazioni. Quindi qualcuno ha detto che Cage ha distrutto la musica. No, perché Cage ha costruito un'altra musica. Questo penso che sia più giusto dire. C'è un'altra cosa che volevo aggiungere. Dopo l'esperienza televisiva, che per me è stata importantissima, ovviamente nell'ambito delle cose che ho realizzato. Normalmente andavamo ai concerti rock, ovviamente i concerti quelli per Ciao 2001, che era un po' la Bibbia del rock di allora. Ho fatto un'intervista a John Cage, un grande servizio, pur non essendo un artista rock né un artista di prog, e che diciamo raccontato senza avere una contestazione. L'articolo sono riuscito a scriverlo fino in fondo, è stato letto, e anche i giovanissimi interessati alla musica d'avanguardia in genere hanno saputo chi fosse. Noi questo articolo lo stiamo facendo vedere, ecco, adesso, con le immagini perlomeno di questo articolo, che può essere forse trovato in rete. Io volevo chiudere questa nostra puntata, purtroppo il tempo è quello che è. Abbiamo parlato di importanza del timbro, dei rumori, di quello che è stato, ad esempio, che viene chiamato anche musica concreta. Posso parlare di Russolo, dell'intona rumori, insomma si sta parlando del Novecento. John Cage è figlio prediletto del Novecento. Addirittura mi ricordo degli esperimenti che faceva nella stanza anecoica, cioè dove non c'è assolutamente la stanza insonorizzata totalmente, per sentire il rumore, il suono della propria circolazione del sangue, il proprio respiro. Cioè si è portato molto avanti nel considerare il suono in generale, il suono, andando oltre il concetto di musica stessa. Tornando al 1977, ecco, a quella sorta di non era un happening, forse una performance si può chiamare, quello che è stato Empty Words, che peraltro mi ricorda un qualche cosa che 30-40 anni dopo fece Laurie Anderson con la multimedialità, però con un mezzo che non aveva allora John Cage, Chalk Room. Andatevelo a vedere, perché c'è anche lì si parla di parole, di gioco con le parole, però in un ambito che non era il teatro lirico. Ecco, allora io ti voglio dire, da esperto di comunicazione che sei, no? Allora John Cage fu scambiato per una rock star da un pubblico che non sapeva invece che non era una rock star. Adesso, con i mezzi che abbiamo, probabilmente non potrebbe mai più accadere una cosa del genere, perché abbiamo la possibilità di conoscere un artista da YouTube, e quindi magari se non ci interessa non andiamo a vedere il concerto e via dicendo. Questa mutazione della comunicazione, perché adesso noi sappiamo molto di più, mentre una volta si sapeva molto di meno, può far sì che questo ci rubi la possibilità di vivere invece un'esperienza, ci fa evitare di andare a sentire una cosa che magari ci potrebbe sorprendere. Beh, il rischio c'è per tutto, c'è per il teatro. Non si va più al teatro perché si vede il teatro in televisione, c'è per certo cinema
che addirittura viene anticipato a pezzetti, i teaser famosi che in realtà ti raccontano il film senza quasi bisogno di andarlo a vedere. C'è per la musica, perché tu stesso sei un performer, no, di questo genere, e usi immagini e suoni, ma ai tuoi concerti viene il pubblico. Purtroppo nei grandi enti, per esempio, queste cose dovremmo sollecitare la Scala e il San Carlo a mettere in scena, ma quello che fece Gianni Sassi nel indicare, io ne fui un po' complice, nell'indicare al popolo del rock, cioè, più che dire John Cage è un artista rock, lui intendeva: voi che vi occupate di rock e di avanguardia, sentite un po' che cosa è Cage, cosa fa. Quindi era una sorta di insegnamento. Poi la pubblicità, la promozione lo scambiò in qualcosa. Diciamo oggi quale potrebbe essere una chiave? Oggi si conosce molto di più Frank Zappa, e si potrebbe conoscere tramite Frank Zappa perché anche con Zappa, al di là dei grandi successi rock, è stato difficilissimo far sentire le sue prime cose sperimentali e d'avanguardia. Ecco, Zappa addirittura faceva happening con la sua faccia, no? La sua stessa faccia, i suoi baffi, il suo modo di porsi era. Quindi quello che dici, il rischio c'è, e bisognerebbe che ci fosse un salto, che la cultura, chi è preposto alla grande cultura, finanziasse un accesso ai grandi teatri proprio anche a questo, anche sulla base di chiamiamolo sperimentalismo, però utile ovviamente, perché fa parte della nostra evoluzione, fa bagaglio culturale musicale. Esatto. Allora io vorrei concludere questo nostro programma leggendo, perché credo sia veramente un'illuminazione, un breve stralcio, 6 righe, di un pezzo che uscì sull'Unità subito dopo questa performance di Cage al Teatro Lirico di Milano nel 1977, di Paolo Petazzi. Scriveva: l'impressione più rilevante che resta uscendo dalla serata di Cage al Teatro Lirico riguarda l'identità di comportamento tra una parte del pubblico giovane, cosiddetto di base, raccolto da Canale 96, e i settori più retrivi del pubblico delle prime alla Scala. Coincide perfettamente lo scatenarsi dell'intolleranza nei confronti del diverso, o quantomeno dal diverso da ciò che si attendeva. Credo proprio che l'indignazione borghese di fronte ai dadaisti, più di 50 anni fa, fosse assai simile, e non è questa una constatazione consolante. Questo mi sembra veramente perfetto. Descrittivo, sintetico, e dice esattamente questo. Scusami Marco, prima di salutarci, siamo in pieno Rainbow. Volevo ricordare che il 17 gennaio ci sarà una performance dedicata alle colonne sonore e alla mia immagine del suono, no? Che Massimo conosce bene, questo rapporto che parte dalle copertine dei dischi e finisce videoclip, eccetera eccetera, e avrò ospiti Claudio Simonetti, Vince Tempera, Rizia Ortolani, Massimo Nunzi. Mi farebbe piacere che si affacciasse anche Massimo per dirci qualcosa di più specifico sulle colonne sonore. L'appuntamento è alle 18 su canale di Rainbow, entro cui stiamo trasmettendo. Allora, grazie Renato di questa anticipazione. Io vi saluto tutti, noi ci vediamo sempre su Soundtrack City, qui su Rainbow Free Day, i prossimi giorni. Ciao a tutti. Ciao. Grazie Renato, grazie Massimo. Grazie a voi.